Sono state consegnate agli studenti dell'ITC Leon Battista Alberti di San Donale borse di studio ai ragazzi meritevoli, sulla scorta del profitto conseguito nell'anno scolastico 2011-2012. Una serie di premi alle eccellenze dei corsi diurni e serali, iniziativa che rientra nel progetto Eccellenza e Merito Scolastico, a quegli studenti che con sacrificio e impegno hanno conseguito ottimi risultati. Questi di oggi se lo sono meritato, perché hanno dato il meglio di loro stessi e non solo nello studio, nel profitto, anche per altre iniziative dove solo la buona volontà e l'impegno personale ha permesso loro di raggiungere dei risultati veramente di eccellenza. A fare da relatori in questo importante giorno per gli studenti dell'Alberti alcuni personaggi di grande spessore, come il professor Vasco Boatto, ordinario di Economia e Politica Agraria all'Università di Padova, il quale, in un contesto storico difficile come quello che stiamo attraversando, ha ribadito l'importanza del ritorno all'attività rurale e della valorizzazione delle risorse di questo territorio nell'ottica di un ritorno allo sviluppo. È uno sviluppo che deve essere improntato su 3 pilastri, uno di questi è appunto l'intelligenza, per cui tutti i paesi europei devono cercare di aumentare, di accrescere gli sforzi in termini di investimenti nel capitale umano, quindi nella formazione. L'obiettivo è quello di raggiungere nel 2020 che la coorte giovanile abbia almeno il 40% di laureati, quindi si tratta di uno sforzo per il nostro Paese molto importante. Attualmente partiamo da un dato che ci vede grosso modo attorno a un 18% di giovani che hanno questo titolo di studio. Abbiamo molta strada da fare. L'investimento nel capitale umano, d'altra parte, è condizione necessaria per reggere la concorrenza, la competizione e per avere quella crescita che tutti noi auspichiamo e auspichiamo anche nel settore agricolo. Ed è intervenuto anche l'imprenditore Sante Bortoletto, presente nel territorio e attento con la sua squadra alle nuove generazioni che meritano attenzione da parte delle aziende e la formazione necessaria anche da giovani per entrare piano piano nel mondo professionale. Io credo che sia uno degli aspetti fondamentali sul quale bisogna investire tantissimo in questo momento, specie in questo momento di difficoltà che sta attraversando il nostro Paese, in modo che i giovani possano avere anche uno stimolo, un motivo di speranza che nonostante la situazione attualmente sia difficile, si possa comunque sperare in un futuro migliore. Credo che chi meglio degli imprenditori possa in qualche modo dare il contributo in questa direzione. E poi Mara Manente, direttrice del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica dell'Università di Venezia e presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Alberti. Quanto importante è valorizzare gli istituti formativi all'interno di un territorio, seppur piccolo? Guardi, io credo che la loro valorizzazione sia davvero un punto strategico per il territorio veneto e in particolare per quest'area del Veneto, perché credo che la loro funzione sia quella di cogliere le novità che vengono dal mondo circostante. Ci sono grandi cambiamenti che richiedono flessibilità, richiedono capacità di reagire in fretta e richiedono grande professionalità, quindi io credo che appunto peraltro il collegamento con il mondo del lavoro che questi istituti consentono e mi auguro continuino e potenzino nel futuro, continuino a fare e potenzino nel futuro, ecco, sia davvero un punto di grande prestigio per questo tipo di formazione. Durante la cerimonia di premiazione è stata consegnata per il secondo anno anche la borsa di studio in memoria della ragazza scomparsa troppo giovane Susanna Sperandio, alunna dagli ottimi voti e autrice di poesie.